ospiti nel TG della staffetta della Rinascita in compagnia della nostra coordinatrice del Consorzio delle Proloco di Genova. Con voi la signorina Rossella Romeo. Buongiorno. Come stai, a tutti. Rossella? Tutto bene, grazie, e vi ringrazio per questa opportunità, è un onore per me partecipare, grazie. Oggi siamo ospiti qua nella TG della staffetta per parlare di un evento molto importante, giusto? La staffetta. Come nasce infatti la staffetta? La staffetta è un evento a ricorrenza annuale che è nato nel 2021 come abbraccio virtuale a tutte le vittime della pandemia, della terribile pandemia che ha soggiogato l'Italia e poi alla fine il mondo intero. Assolutamente, infatti questa pandemia ha causato problemi a livello internazionale e a livello mondiale ed è stata un'iniziativa molto importante questa, che è stata creata infatti dalle Proloco e dalle associazioni delle Proloco. Sì, assolutamente, dal Consorzio delle Proloco di Genova. Quindi Rossella, abbiamo capito che le Proloco organizzano questo evento internazionale denominato staffetta, ma di per sé che cosa sono le Proloco? Qual è il loro scopo? Le Proloco sono delle associazioni principalmente di volontariato che si occupano di promozione, della valorizzazione del territorio, promuovendo e in un certo senso proteggendo anche la cultura locale e le lingue locali. E infatti è stato fatto questo evento anche per promuovere un po' il territorio. Inizialmente l'evento nel 2021 ma anche nel 2022 era a livello regionale e basta, mentre quest'anno sarà a livello nazionale ma anche internazionale perché diverse bandiere da diverse parti del mondo verranno verso Genova, quindi quest'anno è internazionale. E quali tematiche tocca di per sé nello specifico l'evento, l'iniziativa? Come ho già detto, nel 2021 questo evento è nato proprio come abbraccio virtuale per le vittime del Covid. Il secondo anno, nel 2022, è nato come appoggio alle vittime della terrificante realtà della guerra in Ucraina. Rossella, allora ci hai già spiegato le tematiche che erano focalizzate nel 2021 e nel 2022. Invece la tematica del 2023, in cosa consiste? Nel 2023 ovviamente la tematica sarà differente, siccome la staffetta si svolgerà durante il mese di ottobre è considerato come il mese della lotta contro il cancro al seno, per cui noi sosteniamo questa tematica. Considero che la tematica toccata e focalizzata in quest'anno nel 2023 è una tematica molto importante a livello femminile perché rialza la malattia del quale soffrono molte donne, che è il cancro al seno, che è una malattia molto importante ma anche molto sensibile. So che nelle edizioni passate avete avuto molto successo, sai dirci all'incirca qualche numero? Sì, l'anno scorso per esempio Piazza Matteotti, la piazza dove poi si è svolto l'evento finale, era gremita di persone, tutte in attesa dell'arrivo della bandiera dell'evento, perché chiaramente era più a carattere regionale, quindi le bandiere da altri paesi non c'erano, ma erano tutti in attesa di quella bandiera. Su YouTube, addirittura sulla diretta che abbiamo fatto su YouTube, abbiamo ricevuto 60.000 visualizzazioni, quindi è stato un gran successo, devo dire. È stato un gran successo e sappiamo con certezza che anche quest'anno allora sarà un gran successo. Lo speriamo. Sì. Assolutamente. Sai mica dirci allora dove i vostri telespettatori possono anche seguire la diretta? Sì, anche quest'anno, come l'anno scorso, la diretta verrà registrata su YouTube. Quest'anno sarà un pochino più lunga rispetto all'anno scorso e anche sul canale Facebook del Consorzio delle Proloco di Genova potete seguirci per gli aggiornamenti. Quindi assolutamente seguite tutte le piattaforme che Rossella ha appena annunciato. Per me soprattutto è stato un onore averti qua e poterti intervistare attraverso questo grande evento che è la staffetta della Rinascita. Grazie Rossella. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie.